Le cooperative operaie hanno una storia, diciamo, antica, no? Era prima del 1903. La cooperazione l'abbiamo vissuta partendo da mio padre con la fondazione assieme ad altri soci logicamente, con la fondazione della cooperativa di consumo di Borgo Meduna nell'anno 1921. Erano rappresentate soprattutto da esponenti del piccolo artigianato e della classe operaia e del piccolo artigianato pordenonese, con tendenze spiccatamente socialiste a quel tempo. Figurava allora l'avvocato Rosso, che era sindaco nel 1921 di Pordenone, il Degan, consigliere comunale del comune di Pordenone, il Sacilotto Romano Sacilotto, lo stesso consigliere, da ricordarsi Ernesto Oliva, membro del comitato centrale allora del Partito Comunista Italiano, e poi fu uscito in Francia e ritornato in tempi posteriori. Durante il regime c'erano, come in tutti i luoghi ufficiali, il ritratto del re, il ritratto di Mussolini, ma questi due erano dominati da un ritratto molto più importante. Ma io non sapevo chi era questo uomo con la barba lì in mezzo. Avevo avuto occasione di andare qualche volta nella saletta del consiglio della cooperativa e lì c'era questo ritratto, una scrivania, una serie di sedie, un tavolo, e un giorno ho chiesto a mio padre chi era quello, che non sapevo, non lo vedevo in nessun'altra cosa, e ho scoperto che era Prapolini, il fondatore del movimento cooperativo di Emilia-Romagna. Al confine orientale si è svolta una delle pagine più combattute, più aspre della lotta di liberazione italiana, coinvolgendo naturalmente tutto il grande movimento popolare, e nel grande movimento popolare vi è una grande funzione del movimento cooperativo. Allora questi erano entrati, si sostiene, per consentire, avevano fatto l'attacco al casello, al fortino del ponte di Caneva a Tolmezzo, avevano fatto l'attacco a questo fortino per consentire a dei camion della cooperativa di uscire con viveri in modo da soddisfare il bisogno degli stessi. Questo è un esempio. Tu dicevi prima, no? Il presidente del CLN era Giovanni Cleva. Giovanni Cleva. Che a sua volta, prima del fascismo, Cleva insieme con Vittorio Cella erano nel campo dell'edilizia, dei lavori e nel campo del consumo i capi della cooperazione socialista. Direi di sì. Era allora anche, e questo mi piace sottolinearlo, perché era un grosso cooperatore, era presidente della cooperazione che è proprietaria della segheria di Pesaris, nella quale io sono andato a prenderlo dicendo: lei deve rappresentare i socialisti che mancano alla Repubblica di Ampezzo, e l'ho portato io personalmente a rappresentare i socialisti alla Repubblica di Ampezzo, pur essendo io repubblicano. Subito dopo la guerra di liberazione, lì con Cusano abbiamo creato la cooperativa di lavoro di Elemonso, e lì erano tutti d'accordo a fare. C'era i soci, c'era per esempio anche il medico che era Alpi, c'era il farmacista, erano tutti d'accordo di fare questa cooperativa di lavoro. Come sindaco io, prima come Adriano Gastone, avevo partecipato alle battaglie, no? Anche delle lotte contadine dei mezzadri qua.
si partecipava, si andava alle riunioni e via dicendo. E come dico, segretario di sezione, ero lì che anche davo un contributo non indifferente alle lotte contadine che erano organizzate qua, capisci? In grande stile, no? All'interno di queste lotte non nascono subito le cooperative, all'interno di queste lotte si estende, diciamo così, una attività di carattere politico sui problemi del mondo contadino. Allora di qua poi si capisce, prima è nata una cooperativa di produzione del lavoro, la CAL. La cooperativa aquilese del lavoro, CAL, viene costituita nel 1946. È una cooperativa appunto di produzione e lavoro, raggiunge il numero di 350 soci, che la CAL, la cooperativa del lavoro, eseguì i lavori del Cormor dopo le grandi lotte dello sciopero Rovescio. Sono state le grandi lotte e la CAL acquisì con appalto negli anni 50 queste cose qua. La cooperativa si serviva per le derrate alimentari direttamente dai contadini, il vino, i formaggi li compravano dai contadini che li producevano nelle latterie sociali. Così. Io ero un dipendente, un tecnico della Danieli. Erano 3 anni che lavoravo in Danieli e venivo dalla Svizzera, sono stato 10 anni all'estero. Prima di entrare in cooperativa io da ragazza lavoravo a casa con mio papà e mia mamma che facevano i contadini. Poi mi sono sposata a 20 anni, ho fatto un paio di anni in Svizzera. Comunque io poi sono partita lo stesso e mi hanno preso a lavorare in questa fabbrica dove avevo il contratto prima. Sono entrata senza comunque un contratto di lavoro per finire. E come tutti ho subito la visita a Chiasso in uno stanzone che ci facevano praticamente spogliare, ci visitava un medico, poi ci dava il benestare sì o no per proseguire il viaggio. Il ristorante cooperativo italiano è nato nei primi anni del Novecento, non so se è il 902 o 905, in quegli anni lì è nato, che l'hanno, diciamo, è nato per dare da mangiare ai fuoriusciti politici a Zurigo, in quanto chi andava a mangiare a questo ristorante doveva lasciare una piccola cifra per quelli che venivano dopo che non avevano i soldi per poter mangiare. C'era un piatto di minestrone o pasta asciutta per tutti, chi poteva, chi non poteva pagare, ma è nato proprio con lo scopo di aiutare i fuoriusciti politici, che a Zurigo ne erano moltissimi. Diventato sacerdote nella diocesi di Gorizia nel 1959 e da quel giorno lavoro nella città di Gorizia. È stata gli eventi della storia personale a portarmi a vivere il movimento operaio e lavorare in officina per 5 anni in carrozzeria. Sì, avevamo proprio incominciato a creare una mentalità, questa mentalità di autoaiuto, aiutarsi vicendevolmente, e penso che il discorso economico sia il discorso più realizzabile per queste finalità. E allora durante la scuola estiva, perché in quel quartiere i bambini erano abbandonati di qua e di là, allora noi li radunavamo e facevamo scuola o il prescuola, come si vuole, tutta durante l'estate. E in un anno, adesso non ricordo esattamente quale anno, abbiamo fatto lo studio su come il commercio incide sulle famiglie, e cominciando con i bambini delle elementari e delle medie, visitare le botteghe, le cartolerie, e invece iniziare a comprare all'ingrosso e poi venderlo, suddividerlo tra tutti quanti, veniva un peso
alleggerito per l'economia familiare, e questi bambini l'hanno toccato con mano quando abbiamo fatto il grande mercato alla fine di questa scuola estiva. Sì, quando alla fine di queste due grosse esperienze a Monfalcone era già nata con Fari, un animatore della cooperativa di Monfalcone, abbiamo detto andiamo giù in Corriera, andiamo giù e andiamo a toccare con mano come i prodotti si possono acquistare in una maniera diversa da come si acquistano nelle botteghe, no? Avevo l'ufficio presso Orsetic a Udine, e Orsetic era lui segretario con due ragazze. Questa era la sede promozionale della Federcop di Udine, con presidente Umberto Zampagnini, mentre il consorzio a Feletto Umberto aveva alcuni che facevano i facchini, insomma, no? E un camion che portava via, no? Gran parte del consorzio era commissionario, cioè le cooperative ordinavano attraverso il consorzio, non era come con Copitalia, che Copitalia diventa l'ente che organizza e così alimenta le attività cooperative, no? E c'era un ufficio di contabilità per le cooperative aziendali. C'era allora la cooperativa dell'Arsenale Triestino, della fabbrica macchine, dei ferrovieri e così. Nel 1971, quando c'è la prima conferenza regionale della cooperazione, noi abbiamo i rappresentanti della Zadružna sveza della Slovenia e poi abbiamo la rappresentanza del Konsumverband, della cooperazione di consumo austriaco. Quando è venuta la regione nel 63, mi pare così, e abbiamo avuto i primi contatti con il movimento del Friuli Venezia Giulia, perché qui eravamo completamente isolati. Dovete ricordare che noi eravamo occupazione anglo-americana a fine 1954, dunque non avevamo contatti, non ci si conosceva praticamente. E invece in quel momento è cominciato a venire Poletto, che è molto conosciuto anche nella nostra regione, no? È stato, che faceva anche, diciamo, ci ha portato a Udine. Ecco. Il primo comitato regionale della Lega delle Cooperative che si è dato, che è entrata, la prima organizzazione regionale che è entrata in congresso è quella del Friuli Venezia Giulia, motivo d'orgoglio, diciamo. Che per l'importanza e la vastità dei problemi del settore agricolo, il 12 dicembre 68 viene costituita l'Associazione regionale delle cooperative agricole. In quell'epoca ricordo un'attività di lega che era sostanzialmente imperniata sul volontarismo più diffuso. C'erano personaggi che dedicavano certamente la loro vita e il loro impegno nella società friulana e regionale al mondo della cooperazione. Fra questi anzitutto Silvino Poletto, lo stesso Olivo Orsetic, Gastone Andrian. La vendita a credito ai clienti della cooperativa è durata fino ai tempi della mia presidenza. Vabbè, in quei tempi era indispensabile perché la circolazione del denaro era una cosa molto rara. Ho fatto cenno prima che c'era ancora baratto addirittura per tante cose. E poi i contadini soprattutto avevano i soldi soltanto alla vendita del prodotto. Ormai eravamo negli anni del diciamo, boom economico nell'area pordenonese, c'era la Rex, c'erano i vari stabilimenti, la Savio, la Scala, la Ceramica Galvani, che davano quattrini a fine mese alla gente. In quell'occasione conobbi l'ingegner Danieli, che posso considerare uno tra i migliori cooperatori del Friuli Venezia Giulia. Un giorno mi convocò nel suo ufficio facendomi notare che ogni qualvolta che la Danieli aumentava lo stipendio ai lavoratori,
i negozianti della zona aumentavano i loro prodotti e mi propose di fare una specie di spazio aziendale. Io formai un gruppo di 16-17 colleghi di lavoro e abbiamo iniziato con questo spazio a livello interno, aziendale. Vedendo che le cose andavano bene, con pochissimi prodotti, l'ingegner Danieli mi presentò un certo signor Corecci di Cividale, no Corecci, cioè Orsecci, che era un dipendente della Lega delle Cooperative. Quello mi spiegò tutto quello che si doveva fare per costituire una cooperativa e quindi un paio di anni dopo abbiamo costituito una cooperativa dei lavoratori Danieli. Portavamo avanti incontri con le forze sociali, con i sindacati, più che con i partiti che non ci davano garanzia da questo punto di vista, ma con le forze sociali, con i sindacati. Abbiamo incominciato a essere presenti con piccole iniziative fuori dalle fabbriche e poi già negli anni 70-71 abbiamo aperto il primo negozio lì di Via della Chiesa e avevamo già raggiunto la bella cifra di 6 o 7 mila iscritti alla cooperativa. Sì, questo avviene sulla base, diciamo, delle nuove adesioni degli operai. Delle nuove visioni degli operai e della loro capacità anche di vedere oltre la pura battaglia sindacale all'interno dello stabilimento. Nei 10 anni della nostra presidenza e della vita della cooperativa Lavoratori Danieli abbiamo aperto 7 punti vendita, sapendo che prima o poi la Danieli dovremmo lasciare, era un fatto anomalo e quindi così è stato. Dopo 10 anni abbiamo fatto un accordo con la Morgo Menuna di Pordenone, le operaie di Monfalcone e la Danieli e abbiamo costituito una nuova cooperativa di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Le cooperative di abitazione nascono da questa grande lotta che si è sviluppata alla fine degli anni 60 in Italia, con la grande manifestazione di Roma sul problema della casa, che per la prima volta ha visto uniti non soltanto gli operai, i lavoratori, ma anche gli impiegati, i liberi professionisti e quant'altro, perché il problema della casa